Bene. Ok, bene, buongiorno a tutti e a tutte, grazie appunto per essere presenti. Ringrazio anche i consiglieri capigruppo di opposizione, i consiglieri presenti. Erika Baldin sta arrivando adesso in commissione, quindi siamo alla presenza di tutti i colleghi delle minoranze. Oggi appunto abbiamo organizzato, come Veneto che vogliamo, questa conferenza stampa che ha un obiettivo ben specifico. Abbiamo di fronte una situazione di emergenza che cercheremo di illustrarvi con dati alla mano rispetto al tema dell'abitare in Veneto. Abbiamo visto presentare in Commissione Seconda quello che viene definito dalla Giunta un piano per la casa regionale 24-29 che, secondo quanto possiamo far vedere oggi, non risponde alle reali esigenze invece delle questioni che oggi dobbiamo affrontare sul tema della casa in Veneto. La prima parte di questa conferenza stampa vi presenterà infatti dei dati di fatto con delle fonti certe rispetto alla situazione abitativa in Veneto. Ringrazio la presenza, e poi interverranno, l'assessora Francesca Benciolini, che ha la delega alla casa nel comune di Padova e che ci porterà allo sguardo appunto di un lavoro fatto da un comune, anche cosa pensano alcuni comuni rispetto al lavoro che si sta facendo, anche per quanto riguarda un lavoro fatto per la creazione di un'alleanza per la casa nella città. Interverrà anche la vice sindaca di Bologna, Emily Clancy, che porterà all'attenzione invece un lavoro fatto a livello nazionale per un piano per l'abitare nazionale, e abbiamo anche presenti e interverrà l'Osservatorio Civico per la Casa Veneziano, che porterà uno spaccato di una città come quella di Venezia che ha in particolare emergenza abitativa. Allora, parto con alcuni dati per poi arrivare anche ad una fase invece di farvi capire che cosa invece avremmo fatto noi di diverso. Allora, noi oggi abbiamo un piano, se lo avete insomma visto, ma poi i dati sono lì reperibili, ma abbiamo fatto questo lavoro anche incrociando fonti diverse. Noi abbiamo un piano che racconta oggi di un patrimonio abitativo ATER di 34.588 alloggi e un patrimonio abitativo dei comuni di 18.240. Dentro questo patrimonio noi abbiamo un dato allarmante, che è quello di vedere che ci sono 7.850 alloggi di proprietà e in gestione ad ATER sfitti nel 2023, il 19,3%. Se arriviamo a quelli di proprietà solo ATER nel 2023, siamo ad un 18,3% di alloggi sfitti. Cos'è interessante vedere? Che nel 2010, quando Presidente Zaia prende la guida di questa regione, vi erano 2.813 alloggi sfitti, solo, tra virgolette, il 7,1. Cioè noi dal 2010 al 2023 abbiamo perso patrimonio pubblico. Questo è un dato allarmante e che tra l'altro fa vedere la responsabilità politica di questa regione, che nel corso dell'arco per cui è qui per governare ha fatto passare la regione da 7,1 a 18,3, quindi non investendo nel patrimonio pubblico di proprietà delle ATER. Tra l'altro abbiamo nuclei familiari in attesa di un alloggio nel 2023 pari a 10.360. Tutte queste fonti sono dei rendiconti delle ATER che abbiamo chiesto con forza, personalmente l'ho chiesto i primi giorni che ero insediata in Commissione Seconda, di avere finalmente un report annuale di stato dell'arte di tutte le ATER provinciali, perché all'epoca, quando noi ci siamo insediati, non avevamo dei rendiconti delle ATER annuali che ci raccontavano lo stato dell'arte. E quindi i rendiconti oggi finalmente parlano, ma parlano di uno stato del disagio abitativo pesantissimo. Questi sono i dati degli sfitti per provincia nel 23. Quindi vediamo Venezia che ne ha 2.291, Padova 1.086, la provincia di Rovigo 8,33, la provincia di Treviso 8,14, Verona 6,85, Vicenza 6,83, Belluno 2,53. Ci interessava farvi vedere anche i dati provinciali. Cosa racconta anche il piano? E io credo sia importante incrociare i dati che lo stesso piano che avete visto enumera, cioè il fatto che ci sono in Veneto famiglie con ISEE inferiore a 7.500 euro che sono pari a 146.526, domande presentate nei bandi ERP in Veneto 47.638. Chi è che presenta la domanda? Il piano ci racconta che ha un ISEE medio di 7.399 euro l'anno, che ha come componenti di nucleo familiare tendenzialmente di media pari a 3,
Nuclei familiari con persone con disabilità, questo è un dato importantissimo, cioè il 20% delle domande ATER, di casa ATER, viene fatta da famiglie che hanno persone con disabilità, è un dato altissimo, significa che dovrebbe esserci un'attenzione particolare ad una fascia particolare di popolazione che racconta che cerca casa in alloggio pubblico perché evidentemente non ci sono politiche diverse. E nuclei familiari indigenti il 10%. Questo è stato, diciamo così, un focus sull'alloggio pubblico. Poi arriviamo a vedere anche per cosa noi proponiamo di fare in maniera diversa, ma non c'è solo questo, c'è anche tutto il comparto di alloggio privato. Qui abbiamo preso delle fonti di immobiliare.it, ma dopo abbiamo anche altre fonti diverse che fanno vedere che in realtà anche nel mercato privato e l'emergenza abitativa che racconteranno anche chi interverrà dopo di me è gravissima in tutto il territorio italiano, ma stiamo vedendo che noi abbiamo un prezzo di vendita degli immobili al metro quadro in Veneto nel 25 che è pari a 2.035 euro al metro quadro e l'affitto medio mensile che sta salendo rispetto al 2016 del 49%, mentre il prezzo di vendita il 15%. Quindi anche nel mercato privato abbiamo una situazione pesantissima. Voi mi direte cosa può fare la Regione sul mercato privato? Noi avevamo proposto di fare un lavoro alla Regione con un dispositivo, una mozione che poi era stata bocciata ovviamente, ma l'obiettivo c'era e lo fanno tante altre regioni, quello ad esempio di poter costituire un tavolo di lavoro con gli istituti del credito, perché facciamo vedere anche con questo dato, sempre del Fonte Statistica Veneta, che abbiamo un meno 26% di mutui contratti in questa regione perché i tassi si stanno alzando e le persone faticano oggi ad avere un mutuo a prezzi accessibili. Proponevamo che la Regione facesse un lavoro di creazione di un tavolo con gli istituti del credito e ovviamente con le province e i comuni. Questo non è stato approvato, ma non è vero che la Regione non può fare qualcosa per quanto riguarda anche il mercato privato. Questo si incrocia con alcuni dati sempre del sistema statistico che fanno vedere che le persone che in Veneto faticano ad arrivare a fine mese, raccontano i dati della Regione, sono il 15,4%, i nuclei monofamiliari che fanno fatica il 25%, le persone in Veneto che considerano troppo elevata la spesa per la casa sono il 59,7% e il 70% sono i nuclei monofamiliari. Questo è un dato importantissimo perché stanno aumentando tantissimo i nuclei monofamiliari fatti da una sola persona in Veneto, il 70% non ce la fa. Quanto pagano le persone in media del loro reddito in Veneto per la casa? Oltre il 36% del reddito mensile. In Italia si dice che si è in disagio abitativo pesante quando si arriva al 40%, quindi noi siamo in crisi abitativa e il dato ce lo racconta e non possiamo dire altrimenti con le fonti alla mano. I dati anche che abbiamo raccolto sono rispetto al patrimonio edilizio pubblico, il tema dell'efficientamento energetico che non è esistito per anni. Abbiamo il 66,62% degli immobili ad uso abitativo in Veneto che stanno nelle classi più basse, e questo è un dato, visto che ne abbiamo discusso anche oggi, pesante. E abbiamo anche dei dati, sempre fonte statistica regionale, che ci racconta come il 44,3% delle famiglie vivono in Veneto in condizioni di sovraffollamento, dato che non immaginavamo di trovare, e le persone in Veneto in affitto che vivono in alloggi di cattive condizioni il 16,2%. Passiamo a un altro tema, perché io credo che, visto che si parla di verso il piano per la casa, noi dobbiamo prendere in tutte le questioni problematiche che abbiamo di fronte, e poi arriveremo anche alla parte, diciamo, costruttiva. Abbiamo fatto un focus sul tema degli affitti brevi. Abbiamo preso Venezia, ma non sappiamo che non è solo Venezia il caso problematico. Abbiamo in questa città i posti letto 60.638 rispetto ai posti letto turistici e abbiamo posti letto residenti di 56.000 e abbiamo il 64% che stanno in strutture non alberghiere. E l'altro focus, il tema invece alloggio studentesco, di cui il piano tra l'altro non si occupa minimamente, dove invece noi abbiamo delle questioni che ci fanno vedere cosa effettivamente manca. Cioè abbiamo posti letto in alloggi pubblici per studenti
al 2022 di 2.395, gli studenti universitari che studiano fuori dalla provincia di residenza sono tanti in Veneto, 74.000, e noi riusciamo a coprire solo il 3,22 dei posti letto in alloggi pubblici. Vuol dire che gli studenti devono trovare casa nel mercato privato con le difficoltà che le organizzazioni studentesche stanno denunciando da tantissimo tempo all'interno del nostro contesto regionale. Allora arriviamo, dopo questo ovviamente i dati vi verranno dati, li avete tutti e potete usarli, ma la questione qual è? Noi abbiamo raccolto uno stato dell'arte gravissimo, l'emergenza abitativa in Veneto esiste. Abbiamo fatto vedere anche con i dati rispetto all'alloggio pubblico che abbiamo avuto una regione che ha svenduto il patrimonio pubblico perché è sceso il dato dalla prima slide, ve l'ho fatto vedere chiaramente così tanto, e abbiamo avuto un piano casa illustrato in commissione seconda che arriva con 4 anni di ritardo. L'ultimo piano appunto doveva essere chiuso nel 2020, dovevamo avere un piano subito dopo, invece arriviamo alla fine di questa legislatura con la presentazione di un piano casa che ha delle linee di indirizzo, lo avete visto fino al punto 6 del piano, che racconta dei dati, tra l'altro non tutti quelli che io vi ho dato oggi, quindi si limita ad alcuni di questi, e diversamente di quanto accadeva nel piano precedente, non mette né una dotazione economica finanziaria per dire quanti soldi dovrebbero essere messi per fare cosa, né dà delle linee di indirizzo chiare. Allora, noi crediamo che il lavoro che è stato fatto da questo piano sia non solo tardivo, ma che racconti, un piano dei sogni, che non esiste nella pratica perché se non si mettono dei fondi è impossibile poter agire, di conseguenza, ma allo stesso tempo i dati che noi abbiamo raccolto ci fanno vedere invece che cose diverse si potevano fare. Parto con alcune delle questioni di proposta che in quel piano noi ci saremmo aspettati di vedere, ad esempio. Se volessimo dare vita ad un piano reale di recupero di tutti gli immobili sfitti di proprietà ATER, come tra l'altro il piano dice, no? Noi dovremmo però fare dei conti, iniziare a fare i conti della serva. Allora, con i dati che dà lo stessa ATER, noi per recuperare tutti gli sfitti in 5 anni dovremmo avere a disposizione 30 milioni di euro l'anno. Una cifra grande, una cifra che è possibile da essere reperita solo con una manovra fiscale che proponiamo da tempo, quella dell'addizionale ovviamente IRPEF, ma anche con la contrazione di nuovi mutui, ad esempio, perché voglio dire, se dobbiamo investire sulla casa si potrebbero anche contrarre dei nuovi mutui, ma la questione che mi piaceva anche mettervi all'attenzione è che al di là di questa cifra, anche solo cercando di prendere il patrimonio che si potrebbe riattare con pochi soldi in qualche modo, noi potremmo mettere e dovremmo mettere circa 3 milioni di euro l'anno. Cioè se noi e solo la Regione decidesse di investire su quel patrimonio ATER che ha bisogno di un minimo riatto, e credetemi che in Veneto è pieno di alloggi sfitti dentro magari un grande condominio dove esistono 3-4 appartamenti che potrebbero essere riattati in pochissimo tempo cercando di metterli in lista, e poi abbiamo anche i dati di quanti ovviamente sono circa il 25% del totale degli alloggi sfitti che con pochissimo potrebbero essere rimessi nel mercato delle liste d'attesa con 3 milioni di euro l'anno. Questa è una, proposta di minima che tra l'altro potrebbe essere fatto esattamente con il lavoro che abbiamo proposto e che la Giunta ha accettato per una volta, di cambiare quella norma famosa dello 0,4 che prendeva il valore locativo degli immobili dei comuni e delle ATER e che per fortuna finalmente fa rimanere nelle casse dei comuni e delle ATER 5 milioni di euro l'anno. Ecco, quei 3 milioni di questi si potrebbero mettere ad esempio nel riatto degli alloggi facili per essere rimessi poi nel mercato dell'alloggio pubblico. Il tema dell'alloggio pubblico è chiave, è un piano per la casa ed è un piano che la Regione potrebbe fare, ma ovviamente vi abbiamo fatto vedere altre questioni. Volevo porvi all'attenzione il tema degli affitti brevi, perché se noi non interveniamo anche sul tema della regolazione degli affitti brevi, e anche qui, come Veneto che vogliamo, abbiamo una proposta ferma di legge, che è ferma da giugno del 2023, votata favorevolmente dalla Commissione Sesta, ma poi passata in Commissione Urbanistica e bloccata,
che prende il modello della Toscana e che potrebbe anche in questa regione fare un lavoro interessante su questo tema, il che significa non vietare gli affitti brevi, ma regolarli, cercare di fare in modo che ogni comune possa avere il potere di normare sul proprio territorio dell'iter autorizzativi rispetto a questo tema. Ecco, questo è un altro punto che ci aspettavamo di vedere in un piano, e un piano senza una mitigazione degli alloggi per affitti brevi non interviene sul diritto alla casa. Ormai i dati lo dimostrano e la Regione dovrebbe avere il coraggio di farlo. Vado su altri due, poi passo la parola agli ospiti, perché ovviamente mi volevo focalizzare solo su alcune, diciamo, delle grandi urgenze, se dobbiamo intervenire sul piano per la casa. Il fatto che noi non riusciremo ad intervenire con dei dati così gravi sul tema delle povertà senza reintervenire su un fondo per la morosità incolpevole. Anche qui, l'ho detto più volte in aula all'assessore Corazzari, da quando il governo Meloni ha tagliato il fondo per gli affitti nel momento in cui c'era un'emergenza, questa regione cosa ha fatto? Ha informato i comuni con una circolare, con una lettera, ma non ha aiutato i comuni a lavorare per quanto riguarda le emergenze abitative. Ecco, se noi non interveniamo su un fondo per la morosità incolpevole in questa regione, noi non riusciremo a far fronte a tutte quelle persone che stanno nella fascia grigia, che non entrano nell'ERP perché hanno un reddito troppo alto, che non riescono a trovare una casa nel mercato privato perché i dati sono quelli che vi abbiamo mostrato, e quella fascia grigia senza un fondo per la morosità incolpevole non riesce ad andare avanti. Ecco, poi sono sicura che l'assessore Benciolini racconterà anche quanto dalla Regione si è avuto in questi anni in termini di sostegno, che è molto molto basso. L'ultima questione è il tema dell'alloggio studentesco. Anche qui noi non possiamo intervenire in un piano casa senza guardare alla popolazione studentesca che sta facendo vedere un'emergenza chiara. Noi abbiamo più volte chiesto a questa regione di fare un lavoro chiaro sul tema dell'alloggio pubblico. Sappiamo che il PNRR ha dato dei finanziamenti per l'alloggio, per la creazione di alloggi, ma che non sono stati dati agli ESU, ma vanno nel mercato privato. E quello che sta accadendo nelle nostre città è che gli studenti faticano ad intervenire, ad avere una casa. Allora, quello che noi abbiamo chiesto è di fare in modo che la Regione lavori ad un modello simile a quello che il Comune di Verona, ad esempio, ha messo in campo, cioè di dire agli enti privati che vogliono aprire degli studentati che il permesso per costruire per questi studentati viene dato solo nel momento in cui vengono dati un tot di percentuale di posti a garanzia degli ESU, cioè posti pubblici. Noi possiamo permetterci di avere tantissimi studentati che continuano ad avere solo posti nel mercato privato. Questi sono alcuni punti. Noi potremmo fare delle proposte molto, diciamo, concrete. Il tema vero è: abbiamo un'emergenza chiara, abbiamo i dati che ci dimostrano un'emergenza abitativa, abbiamo un piano che, tra l'altro bloccato in commissione, non prende in carico le questioni se non raccontare i dati, fare un lavoro, diciamo, di emersione di quello che non c'è, tra l'altro non completo. Ecco, noi non crediamo che questo sia il lavoro che si debba fare, tra l'altro a fine legislatura, 4 anni in ritardo, con i dati che ci fanno vedere che per gli anni precedenti questa regione non ha investito nell'alloggio pubblico. Ecco, il dato è chiaro, e il messaggio che vogliamo lanciare è che per l'emergenza abitativa quanto abbiamo in mano oggi non è assolutamente una soluzione, e che la Giunta dovrebbe invece immaginare che cosa è un vero piano per la casa, cioè intervenire su tutte queste questioni e farlo con urgenza prima di svendere tutto il patrimonio come in questi anni invece ha fatto. Mi fermo qui e lascio la parola all'assessore Benciolini per il suo intervento, e poi credo si sia collegata anche la vice sindaca Clancy per un appunto invece sulla parte invece nazionale. Prego. Sì, buongiorno, ringrazio Elena Stanel per questo momento che fa un po' il punto della situazione rispetto a questo tema che chiamiamo emergenza casa, ma che in realtà io chiamerei piuttosto la situazione dell'abitare nelle nostre città, o meglio nei nostri comuni, perché qua siamo all'interno di una regione dove sappiamo che, come capita
ormai in moltissimi luoghi del mondo c'è una concentrazione sempre maggiore, una alta tensione abitativa all'interno dei comuni principali e un depauperamento invece di quelle che sono i comuni più piccoli, che meriterebbe anche questo, secondo me, a livello regionale un ragionamento, perché è vero che in una regione come il Veneto per forza una persona che lavora in un centro, in un capoluogo di provincia, vi si deve trasferire anche abitativamente, o non si poteva pensare a una possibilità di collegamento veloce, pubblica, che rendesse possibile comunque anche un modo diverso di abitare, tenendo conto che oggi ci sono piccoli comuni dove il 60% delle case sono vuote e che creano altrettanti problemi di quelli che abbiamo noi nel contesto invece dei capoluoghi o dei centri maggiori. Però io porto la testimonianza e un po' la situazione padovana: 210.000 abitanti più 75.000 studenti, di cui circa 40.000 che si fermano in città, che hanno bisogno di un alloggio, alcuni tra l'altro sempre di più internazionali, quindi di un alloggio anche sulla lunga durata, non soltanto dal lunedì al venerdì. Una città che ha avuto nel 2020 il secondo riconoscimento dell'UNESCO, quindi in cui il progetto, diciamo, turistico è particolarmente spinto e su cui si sta rispondendo in modo importante. Quindi è la situazione di moltissime delle circa 40 città che a livello nazionale sono tra i 100.000 e i 250.000 abitanti e che hanno questa doppia vocazione turistica e universitaria. Ci troviamo un po' tutti nelle stesse condizioni. A Padova però quello che ci manca è un pensiero che va oltre, cioè che trova nella regione anche una serie di confronti e di possibilità di avanzare con delle progettualità pilota o con dei sostegni, diciamo, di tipo strutturali, che quando ci confrontiamo con gli altri colleghi delle altre regioni spesso invece troviamo esserci sperimentati reali all'interno di altri contesti. I due problemi, come è stato detto, sono quelli della cosiddetta fascia nera, quindi la fascia di maggiore fragilità, quelli che sono i cittadini e le cittadine, i nuclei che afferiscono che hanno bisogno dell'edilizia residenziale pubblica. Edilizia residenziale pubblica che a Padova consta di circa 6.000 alloggi, tra alloggi di proprietà ATER e alloggi di proprietà del comune, e abbiamo visto circa 1.000 sono sfitti perché da questa regione non arrivano fondi strutturali per la ristrutturazione e i riatti di queste case, né per le ristrutturazioni delle intere palazzine, che ormai sono tante, vuote e impossibilitate ad essere utilizzate. Pensiamo solo a quante volte si trova l'amianto all'interno di queste palazzine, a quante volte queste sono state man mano lasciate sfitte in attesa di progettualità, che arrivano una volta ogni tanto. In un grande complesso a Padova, per esempio, siamo riusciti ad avere un finanziamento che si rifà però a una progettualità, un contratto di quartiere del 2014, e dovrà essere realizzato come era il progetto del 2014, quindi fondi della regione, bene, però che non sono stati aggiornati, non possono essere aggiornati, e quindi ci ritroviamo anche con delle situazioni di gap tra quella che è stata la trasformazione demografica, diciamo, nella nostra città. Come diceva Elena, dall'ottobre del 2023 a Padova i nuclei familiari composti da un'unica persona sono diventati la maggior parte dei nuclei di tutta la città. Quindi né fondi strutturali, ma fondi sporadici, cosa che impedisce una programmazione, una pianificazione che ci permetta di prendere in mano tutto lo sfitto, di rimetterlo a posto e di rimetterlo a disposizione della fascia cosiddetta più fragile. Oggi si dice la fascia nera. È un problema importante, perché ha provocato che negli anni moltissime sono state le alienazioni di questo patrimonio, e quindi ci troviamo che sempre di meno sono il numero di alloggi a disposizione, e vuol dire che all'interno di questi alloggi ci sono fasce che pagano
la parte più, diciamo, il canone più basso dei diversi canoni previsti dalla legge regionale, e questo ovviamente non può permettere una sostenibilità dell'intero sistema. Siamo in un paese in cui il 14% dell'edilizia è pubblica, a fronte di paesi come per esempio l'Austria, dove è il 40%, e dove il sistema quindi permette di avere all'interno dell'edilizia pubblica sia nuclei più con la possibilità di pagare di più, sia nuclei con la possibilità di pagare di meno, cosa che permette l'equilibrio, ma anche un'entrata e un'uscita da questi alloggi pubblici molto più fluida, molto più possibile. Quindi il fatto che invece da noi già ci sia poca edilizia residenziale pubblica e questa venga anche svenduta, perché svenduta è, le ultime alienazioni dell'Ater di Padova vanno dai 40.000 ai 175.000 euro per alloggi con 2 bagni e 3 stanze. E poi c'è tutta la fascia grigia, quindi tutti coloro, e sono tantissimi, che oggi anche banalmente vincono un posto nel pubblico, quindi verrebbero nella città in quanto vincitori di un concorso, di un posto di lavoro, ma con lo stipendio che hanno non possono accedere a una casa perché non si trovano, o a una casa sostenibile perché non adeguata allo stipendio che hanno. E per cercare di trovare una soluzione, oltre a ragionare sui livelli nazionali e anche europei con i colleghi delle altre città, l'anno scorso abbiamo convocato tutti gli stakeholder della città, tutti i players, dalle banche, ai sindacati, al terzo settore, alla Confindustria, alla Camera di Commercio, all'ESO, l'università, e abbiamo fatto loro la proposta, che è stata seguita in modo assolutamente consapevole e convinto da tutti gli attori di questo grande tavolo. Abbiamo fatto 3 tavoli di lavoro intorno a cui ognuno ha inviato i propri esperti, per cercare di darci degli strumenti, di fare un'alleanza cittadina per cercare di trovare soluzioni per risolvere il più possibile questo tema. Ci siamo dati 6 output. Uno di questi, per esempio, è la creazione di un'agenzia sociale dell'abitare, esperienza che oggi è sempre più consolidata a livello nazionale. E un altro è quella della ricerca di fondi di garanzia che ricostituiscano la fiducia tra i proprietari e gli affittuari, in modo che spesso è caduta negli anni per un sistema di garanzia eccessiva, per il sistema degli sfarati, per il sistema delle morosità non supportate, e stiamo lavorando oggi in questa direzione. Però quello che ci manca è un supporto a livello regionale che, come detto, quando ci confrontiamo con tanti altri colleghi delle altre città, in realtà è presente in regioni come la Toscana, come l'Emilia-Romagna, ma anche come la Lombardia. Grazie all'assessore Benciolini. Il grido di allarme che raccontavamo è anche quello che ci raccontano in particolare i comuni. L'alleanza per la casa fatta a Padova potrebbe essere sostenuta dalla Regione, oppure potrebbe addirittura la Regione, come ha fatto in Emilia-Romagna, fare in modo che ci sia una Regione che supporta le agenzie fatte dai comuni anche in rete tra loro. Questo è un lavoro appunto importantissimo che chiediamo con questa conferenza stampa la presenza anche di chi amministra una città e ha provato a fare un lavoro di alleanza per la casa con gli stakeholder, che la Regione si immagini a supporto e non invece il contrario. Lascio la parola per un breve intervento invece alla vice sindaca Clancy della città di Bologna, perché è stata promotrice assieme a una rete di amministratori di tutta Italia per un piano per la casa nazionale, perché stiamo parlando di un'emergenza che magari la nostra regione non ha ancora capito che esiste, ma è un'emergenza che è nazionale, che è diciamo di tutto il paese, ma ci sono delle regioni che la prendono in carico in maniera diversa e la nostra che invece non lo ha ancora fatto. Ringrazio la vice sindaca Clancy e le lascio la parola. Grazie, voi mi sentite? Sì. Perfetto. Grazie davvero a voi, perché c'è molto bisogno di mettere la casa al centro del dibattito politico e in cima all'agenda politica, nelle priorità proprio delle nostre amministrazioni,
e di invertire in qualche modo una tendenza di disinvestimento pubblico nel diritto all'abitare che davvero è stata di ogni livello di amministrazione comunale, regionale, nazionale e finanche europeo, che appunto non ce l'aveva come competenza, invece adesso inizia a ragionarci più specificamente con l'istituzione di un commissario alla casa e di una commissione speciale sulle politiche abitative che proprio in queste settimane ha ricevuto, diciamo, assessori e assessore alla casa, compresa appunto anche l'assessora Benciolini, sindaci e sindache di città europee e italiane, perché stiamo attraversando tutte quella che davvero ormai non si può più chiamare emergenza, sono d'accordo, ma è ormai una crisi abitativa strutturale nelle grandi città e nelle città medie e in qualche modo racconta di una crisi diventata strutturale che ha bisogno appunto di un deciso invertire la rotta, perché le stime della Commissione europea in questo senso sono molto chiare. Entro il 2050 l'85% delle persone abiterà nelle nostre città. La dimensione cittadina continua ad essere una dimensione in cui appunto ci si trasferisce per opportunità lavorative o di studio, per facilità di collegamento, per maggiori investimenti rispetto alle zone rurali, magari nel collegamento nel trasporto pubblico, e questo porta però il dato di città che sono cambiate, di modi di abitare che sono cambiati e di un patrimonio pubblico per garantire il diritto alla casa che appunto negli anni è stato progressivamente venduto o svenduto, spesso perché appunto, come si diceva, non c'erano fondi strutturali e quindi i comuni per poter continuare a scorrere le graduatorie di edilizia residenziale pubblica vendevano il proprio patrimonio per avere risorse rimanenti e poter ristrutturare la parte rimanente. Non è un caso che città che invece in Europa hanno fatto un lavoro nella direzione opposta e in maniera continuativa e strutturale hanno sempre investito nel diritto alla casa, penso a Vienna naturalmente, oggi siano città in cui non c'è una crisi abitativa e non è paragonabile proprio lo stato di vita e di costo degli affitti, di ricerca di alloggi a prezzi accessibili che siano dignitose con nessun'altra città europea, no? Il loro dibattito è molto diverso dal nostro, loro si chiedono, no, se grandi dirigenti, se parlamentari, no, se persone che hanno una certa soglia di reddito possono ancora abitare le case pubbliche, che lì davvero sono in grandissime percentuali e non sono invece, come spesso è diventato nelle nostre città, in qualche modo più legate anche a una ghettizzazione delle fragilità in alcuni grandi comparti delle nostre città e in alcuni concentramenti molto significativi in alcuni quartieri. Noi dobbiamo fare un lavoro opposto, i dati ci parlano molto chiaro e quindi dobbiamo necessariamente smettere di vendere il nostro patrimonio pubblico e invece ricominciare ad aumentare l'offerta a prezzi accessibili usando tutte le leve possibili, quindi chiaramente grandi programmi di ristrutturazione dell'edilizia residenziale pubblica, ristrutturazione quando è possibile o acquisizione di appartamenti per fare edilizia sociale, studentati pubblici, appunto, no? Come si diceva, per garantire appartamenti a prezzi accessibili o studentati appunto che abbiano anche dei prezzi accessibili e quindi che il diritto allo studio non sia un lusso per pochi, ragionare sulle aree dismesse delle nostre città. È per questo che come assessori e assessore ci siamo messi assieme e benissimo discutere anche con gli enti regionali in questo senso, che devono essere dei nostri alleati, per chiedere un piano casa nazionale, perché sono diversi decenni appunto che non ci sono più linee di finanziamento strutturale. Le città si sono rese conto, forse perché in qualche modo no, vivono direttamente il problema della loro cittadinanza, che il costo degli affitti è diventato completamente insostenibile, ci sono davvero tantissimi lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse
che prima non facevano accesso ai servizi sociali, non avevano nessun tipo di esigenza sociale, che invece oggi vengono sfrattati per una finita locazione o comunque si indebitano, diventano morosi incolpevoli perché non sono più sostenibili i prezzi dell'affitto nelle nostre città, e quindi tutte e tutti insieme stiamo facendo sforzi straordinari di ristrutturazione, di costruzione di nuove opportunità di edilizia sociale, ma i bilanci di un comune chiaramente ci danno capacità limitate. Tutto quello che possiamo fare lo stiamo mettendo in campo, ma ci siamo uniti per portare avanti al governo nazionale, al Parlamento, 5 proposte. Una appunto la regolazione degli affitti brevi, e so che anche la proposta che giace, diciamo, non discussa in Commissione Veneto, no, prende anche le mosse, dialoga con la proposta di alta tensione abitativa che noi sosteniamo come legge che servirebbe a livello nazionale, ma anche appunto una legge quadro sul sistema di edilizia residenziale pubblica e sociale. In questo momento si accede alla casa popolare con criteri diversi in ogni regione, no? C'è una regionalizzazione di un diritto così fondamentale come il diritto alla casa, e non ci sono finanziamenti strutturali in questo senso. Il rifinanziamento del fondo morosità incolpevole e del fondo nazionale morosi incolpevoli, no? Il contributo affitto che viene chiesto nelle nostre città e che è stato tagliato nelle prime leggi di bilancio del governo Meloni e ora solo parzialmente rifinanziato, è un contributo che viene chiesto invece sempre da più cittadini. Io do il dato della città da cui vengo, Bologna: prima della pandemia era una media di 1900-2000 richieste all'anno, ora da diversi anni è stabilmente oltre le 10-11.000 unità, quindi capiamo bene quanto ci sarebbe necessità invece di ampliare quel fondo anziché tagliarlo. In più riconoscere alle città, agli enti locali, ma magari anche in collaborazione con le regioni. Noi abbiamo fatto alcune collaborazioni molto interessanti in questo senso con la regione Emilia-Romagna, aree dismesse, immobili dismessi in parastatali o statali che in tutte le nostre città esistono, no? Vuoti urbani, ex INPS, INPDAP, questo tipo di immobili o ex scali ferroviari, no? Aree dove i comuni possono fare edilizia sociale senza consumare suolo. Per farlo però hanno bisogno, no, di fondi strutturali e di non dover acquisire, no, investendo diversi milioni del proprio bilancio da enti statali, questo tipo di aree per costruire delle politiche abitative. Ci siamo riuniti, siamo già oltre 40 città che sostengono queste 5 proposte, le trovate sul sito pianocasanazionale.it. Credo davvero sia bisogno, insomma, sia tempo di mettersi assieme a ogni livello di governo per portare finalmente al Paese il piano casa nazionale di cui davvero da troppo tempo c'è necessità. Grazie per aver portato il tema all'attenzione anche nella Regione Veneto e per tutte le iniziative che state portando avanti sia a Padova che in Veneto. Grazie Vice Sindaca Clancy, grazie del tempo. Visto che siamo un po' in ritardo, chiederei appunto se ci sono delle domande, farei venire l'Osservatorio Civico Veneziano qui, così facciamo in contemporanea le domande da parte dei giornalisti e poi in caso un piccolo affondo sulla città